as a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to... Di quello che ho cercato di rappresentare con un ruolo importante in giunta regionale del Veneto, perché per chi non lo sapesse io in questi 5 anni mi sono occupata di istruzione, cercando di dare un senso alla parola merito, di formazione, cercando di legare la formazione al mondo del lavoro, di politiche del lavoro. Ho cambiato le regole sulla cassa integrazione che prima potevano essere dedicate solo alla grande industria, per cui si parlava di cassa integrazione solo per Fiat e all'Italia. Dal 2005, da quando sono assessore io, la cassa integrazione è stata estesa alle aziende del settore dell'artigianato, alle piccole imprese che sono il tessuto della nostra terra. Mi sono occupata di caccia, ovviamente, mi sono occupata di protezione civile, che è la più bella delega del mondo perché hai solo a che fare con brava gente. Mi sono occupata di tutela del consumatore, di sicurezza alimentare e di servizi, pensando che poi nei primi mesi io sarei crollata sotto il peso della responsabilità, anche perché molte di queste materie le ho dovute studiare completamente. Io ho cercato di fare il mio dovere, che è per me e continua a essere uno spirito di servizio, perché la politica per me è questo. Ho cercato di essere utile alla mia terra e alla mia gente. Ho cercato di non anteporre mai una visione di parte al bene comune della mia gente e della mia terra. E ho cercato di sintetizzarlo così. Io qui ci ho messo tutto quello in cui credo e non è la mia faccia. Io ci metto la faccia quando faccio politica. Tutte le scelte che ho fatto le ho fatte, credo, con coerenza. Credo di averlo fatto sempre in buona fede e credo di aver dimostrato che sono disposta a combattere per le cose in cui credo. E qui ci ho messo un tricolore perché io amo la mia patria e cerco di fare in modo che questa patria sia amata da tutti e non solo da pochi. E ci ho messo uno slogan, che amo il Veneto, perché tutto quello che ho fatto da rappresentante in giunta regionale, da cittadino, l'ho fatto per la mia terra. Dopodiché qui dentro ci ho messo nella prima parte, no? Quello che vorrei fare la prossima volta, perché la nostra siamo di fronte a delle scelte difficili, un'economia che è completamente cambiata, dove dobbiamo tornare a parlare di protezione delle nostre imprese, dove dobbiamo parlare di diritto dovere al lavoro, dove dobbiamo pensare che prima dobbiamo fare in modo che ci sia la ripresa della nostra capacità produttiva, perché qualcuno ci voleva far diventare l'economia dei servizi per farci consumare, magari essere schiavi di poteri diversi, di stati diversi, quando noi abbiamo il nostro diritto di sovranità solo se siamo capaci di produrre e di stare in piedi da soli. E qui ci ho messo tutta la difesa del Made in Italy che va fatta, perché significa anche difendere il mondo del lavoro, perché significa difendere le nostre produzioni, perché anche le cose che ho fatto quando ho parlato di tutela del consumatore, l'ho fatto per cercare di coinvolgere la nostra gente a fare una scelta. Possiamo comprarci un paio di scarpe in meno ma devono essere italiane. Possiamo provare a spegnere qualche telefonino che sono tutti stranieri e cercare di fare in modo di comprarne uno di meno di questi benedetti telefonini. Perché guardate che in piena crisi economica, ad agosto 2009, il prodotto più venduto in Italia è stato il maledetto telefonino. L'economia è anche la microeconomia, fatta delle scelte che tutti noi possiamo fare quotidianamente. Se io compro una bottiglia di Coca-Cola in meno ma bevo un bicchiere di soave in più, io faccio economia. Se io vado a mangiare una pizza invece di andare da McDonald's, faccio economia. Se io decido di comprarmi una maglietta in meno cinese ma me la compro italiana, me ne compro certamente anche 5 in meno perché costano di più, faccio economia e difendo anche posti di lavoro. Questo è quello che io ho cercato di fare e che vorrò fare per le prossime futuro. Perché guardate che tutto quello che noi dovremo fare sarà realmente fare in modo che ci sia anche un solo posto di lavoro in più. Dentro qua ci ho messo tutto quello che ho fatto. E quindi voi vedrete che tutte le cose che ho cercato di dire, nelle quali sono cresciuta, perché io faccio politica da qualche anno, c'è chi mi ha visto anche crescere, c'è chi ha fatto un pezzo di strada con me, poi ne ha fatto un altro pezzo da solo e poi magari oggi torniamo ad avere obiettivi comuni, perché dobbiamo costruire un partito nuovo anche. E perché questo partito nuovo deve assomigliare sempre di più e sempre meglio a un partito che abbia un'identità forte,
messaggi culturali forti, un radicamento delle regole. Queste elezioni regionali serviranno anche per costruire il popolo della libertà. Noi abbiamo bisogno di un partito nazionale che abbia, con una felice sintesi, e chiudo, usata dal ministro Sacconi, deve essere un partito conservatore nei valori e modernizzatore nelle risposte. Noi siamo gente del nostro tempo e dobbiamo affrontare i problemi non solo di oggi per l'oggi, ma dei problemi che avremo tra 10 anni. Perché guardate che la parola crisi in greco significa cambiamento. Tu il cambiamento lo puoi subire o lo puoi affrontare. E la responsabilità nell'affrontare il cambiamento è di ciascuno per quello che può fare nella vita, come scelte professionali, come scelte personali, come scelte educative nei confronti dei propri figli, come rappresentante politico quando io parlo di me stessa, visto che vado a chiedere la fiducia della gente. E guardate che la fiducia è per me il bene più prezioso, perché una volta che rompi il legame di fiducia l'hai rotto. Vale nei rapporti interpersonali tra uomo e donna, vale nell'amicizia, vale in politica. Io non ho mai tradito nessuno e sono fiera di questo, perché io credo che una volta che si costruisce un legame di fiducia, qualcuno dice e scrive il tuo cognome. La volta scorsa io ho preso 13.651 preferenze e devo ringraziare molti di voi, perché molti di voi 5 anni fa mi diedero fiducia. Io credo che questa fiducia sia stata reciproca. Voi l'avete data a me, io l'ho data a voi, ho cercato di restituirla nelle cose che ho fatto. La volta prossima devo averne molti di più di voi. Brava, perché il mare è più grande, perché dentro l'Alleanza Nazionale io ho fatto un grande risultato ma era un partito più piccolo, perché il Popolo della Libertà è un partito più grande e voglio che parli di noi. Per parlare di noi io devo sbalordire con il numero di preferenze, perché tutti sanno chi sono, come la penso, ciò in cui credo. Mi sono scontrata anche con i miei alleati di coalizione per le cose in cui io credo e per le quali non derogo, e credo che per fare questo io devo avere bisogno di tanta forza. Questa forza me la potete dare voi, io il mio voto me lo do di sicuro. Anche noi. Una cosa sola, perché intanto qui voglio ringraziare Alex perché ci sta dando veramente tanto da fare e la ringrazio di cuore. Perché abbiamo obiettivi comuni. E perché vi chiedo di fare una cosa, perché voi qua siete tutta gente che conosce la politica, sa come girano, come funzionano le cose, sa anche come votare, ma guardate che ci sono moltissime persone che non sanno come votare. Io vado ai gazebo al mercato e mi trovo quello che mi dice ma mi vorrei a votare Zaia. Bisogna spiegare che quando si vota il PDL si dà il voto anche alla coalizione, quindi al presidente Zaia. Brava. Oppure trovo qualcun altro che mi dice perché mi hanno visto che sono prima in ordine alfabetico, io sono la prima. Non è come le elezioni politiche, qui bisogna, e ho fatto lo schemetto, andare a cercare il simbolo, barrare il simbolo, scrivere Donatan e basta. Spieghiamolo a tutti perché abbiamo bisogno di superare 13.651.